Io devo dire che sinceramente questa volta sono più fiducioso di altre occasioni. Per l'autonomia, questa è davvero la volta buona, secondo Roberto Ciambetti, reduce assieme agli altri presidenti di Consiglio regionale da un incontro col ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli. Raggiunto dal caso Formaggio Cecchetto durante una missione diplomatica a Bruxelles, Ciambetti è rientrato a Venezia per la seduta del Consiglio di Presidenza che proporrà 5 giorni di sospensione per Gio Formaggio, poche ore dopo aver incontrato Calderoli a Roma. Siamo entrati nello specifico e nei particolari del suo provvedimento che è stato approvato appunto la settimana scorsa o l'altra settimana in conferenza Stato-Regioni, e noi come consigli regionali siamo comunque resi disponibili ad accompagnare questa importante riforma, perché comunque poi saranno i consigli regionali che dovranno far recepire e incardinare nell'ordinamento regionale le nuove competenze. Incontri come quello tra il ministro Calderoli e i presidenti dei consigli regionali sono prassi dopo l'insediamento di un nuovo governo, ma è evidente che questa volta le circostanze politiche sono tali da aver reso l'appuntamento uno snodo importante nel processo di riforma amministrativa che porta all'autonomia differenziata. L'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri ha dimostrato che questo governo, rispetto ad altri precedenti che avevano preso impegni e poi non hanno mantenuto, questa maggioranza uscita dalle urne e politica come non capitava da parecchio tempo, vuol mantenere questi impegni. Quindi questa volta sinceramente io sono ottimista che finalmente l'autonomia arriverà.